15ª edizione del Presepe Artistico di Valdobbiadene. I lavori stanno avanzando in prospettiva dell'apertura ufficiale in programma venerdì 13 dicembre, sempre all'interno di Villa dei Cedri di Valdobbiadene. Quest'anno il tema è tutto centrato sull'arte, infatti il titolo è il Presepe delle Arti, quindi il valore dato alle attività manuali e a quelle che sono le arti maggiori, la pittura, la scultura, l'architettura. E in questo campo, per così dire, si vedono su questa scena, su questo campo si vedono agire i ragazzi, i bambini, perché sono il futuro. E quindi ci sarà la scena del maestro di pittura, del maestro di scultura, del maestro di canto, del maestro di una volta, con le classi, ecco, di una volta, dove diciamo l'insegnamento, la formazione era anche romanticismo, sentimento, bellezza, ecco. Noi vorremmo tornare attraverso il messaggio appunto che vuole dare il nostro presepe, diciamo, a un tipo di formazione che sia incentrata soprattutto sulle emozioni, sul sentimento, sul fare con le mani. E poi questo prossimo anno, sappiamo, è l'anno giubilare e non poteva mancare un riferimento al giubileo, quindi ci sarà una scena con la ricostruzione di Piazza San Pietro da una stampa antica, da una stampa del celeberrimo Giambattista Piranesi, un grande incisore, ecco, del Settecento. E in questo progetto anche quest'anno sono stati coinvolti i ragazzi del liceo artistico Angela Veronese di Montebelluna, progetto accolto con entusiasmo dal preside, dai colleghi che collaborano con me, la professoressa Ciluzzi, la professoressa Tiralongo, la professoressa Maschio, ricordo il professor Tartaglione, e quindi avremo diverse sorprese. L'inaugurazione è il 13, ci sarà anche un concerto con arpa e voce, ci saranno i soliti dolci della tradizione e tanta amicizia, tanta gioia, ecco, di stare insieme e di vivere insieme anche questa realtà del presepe che, come dicevi tu Sergio, è giunta quasi alla 15ª edizione. Ecco, siamo alla 15ª edizione, abbiamo iniziato nel 2010, siamo un gruppo di amici appassionati da settembre, ecco, il nostro pensiero è il presepe. Per la realizzazione del presepe molti sono i volontari che si dedicano, ognuno mettendo le proprie competenze, per la realizzazione ed il continuo miglioramento dell'opera che per molti versi si presenta come unica nel territorio. I collaboratori sono anche ragazzi allievi del liceo artistico Angelo Veronese, il biennio, 2 ex allieve del liceo artistico Munari dove ho insegnato anni fa, siamo rimasti in contatto e sono venuti qua 2 giorni e hanno realizzato un pannello meraviglioso, un omaggio alla bellezza di questo territorio che si unisce oramai da anni alle bellezze della costa amalfitana, quindi anche quest'anno celebriamo questo matrimonio, ecco, tra 2 territori, ecco, meravigliosi, la costa d'Amalfi e le colline del Prosecco, con questo spettacolare pannello di circa 20 metri per 2, realizzato, pensate, in solo 2 giorni. Che la tradizione è un ponte meraviglioso tra passato e futuro ed è spettacolare quando si vedono giovani, ecco, nell'attraversamento di questo ponte favoloso. È dal 2015 che abbiamo il piacere di allestire il presepe in questo luogo magico
che dà valore, ecco, alla nostra opera. E quindi correrò di ringraziare anche l'amministrazione comunale, che anche quest'anno ha voluto il suo presepio qui a Valdobbiadene, e noi speriamo con tutto il cuore che questo presepe non sia solo un orgoglio, ecco, per noi collaboratori, me, Stefano, Angelo, Cosmin, Sergio, Simone, Laura, Riccardo, che si è tanto impegnato, tutti i miei collaboratori, Angelo Pederiva, un amico, ecco, straordinario, che da anni ci aiuta. Ecco, spero di non aver dimenticato nessuno, ma che sia un orgoglio di tutta Valdobbiadene, di tutti i valdobbiadenesi, che tutti i valdobbiadenesi vadano orgogliosi di questa bella tradizione del presepe.